applauso, sempre piacere. La Fashion degli eventi che Villa Italia conosce bene, perché noi facciamo 2 o 3 eventi all'anno in questa stupenda villa, anzi vi chiederei un applauso per Valeria, la responsabile e tutto il personale, che sono fantastici. Spero che abbiate mangiato bene, ma qui si mangia veramente bene, di tutto. Allora, stavo dicendo, la nostra agenzia si occupa di eventi, sfilate di moda, concorsi di bellezza. Una volta all'anno creiamo questo evento appunto dedicato alle nuove aspiranti modelle, per far sì che loro abbiano un po' di immagine, un po' di visibilità anche per l'agenzia, che crea un casting pubblico non privato, quindi in un locale pubblico. Lo svolgersi di questo casting è come un concorso di bellezza, si fanno 2 uscite, poi se ne fanno però a questo punto una terza. A differenza però dei concorsi di bellezza non ci sono premiazioni, non ci sono corone, non ci sono fasce, ci sono solo delle valutazioni della commissione che è qui vicino a me, formata da professionisti del settore, stilisti e modelle professioniste, modelle o fotomodelle professioniste, non ve ne presento uno alla volta, magari lo facciamo alla fine. E questa visibilità appunto delle ragazze serve a loro innanzitutto come autostima e per sapere anche un parere professionale di cosa vogliono fare. Voglio dire, invece di sentirsi sempre dire o scrivere nei social ah sei bellissima, ah sei gnocca, ah sei qua, sei là, si sa che la mamma, la propria figlia è la più bella del mondo, si sa che per il moroso se vede una foto della sua ragazza che ha vinto un concorso o preso una fascia è la più bella del mondo. Magari il parere di un'agenzia, di un terzo parere al di fuori della parentela o dell'amicizia può essere più utile tra virgolette. Questo non significa che il nostro parere sia legge, assolutamente no, è solo il nostro parere personale, parere della commissione e dell'agenzia. Poi se noi diremo alla ragazza no, secondo me tu non sei valida per fare l'indossatrice, questo non vuol dire che deve andare a casa piangendo, perché è solo un parere personale, un po' come nei concorsi di bellezza, che se va ad un concorso c'è un tipo di giuria con una propria mentalità e un proprio parere soggettivo di bellezza, va a un altro concorso, c'è un'altra giuria con un altro parere. Quindi il parere di questa sera è personale nostro, sta a loro vedere se coglierlo o meno. Inoltre alcune questa sera le confermeremo anche come modelle nei prossimi nostri eventi. Non dico quante, non lo so, non dico quali, no, ancora non lo so, ma qualcuno le confermeremo. Ce ne sono anche alcune che hanno già sfilato per noi e che hanno voluto comunque partecipare per passare una serata, e altre invece che probabilmente parteciperanno o sfileranno per noi. Cosa vuol dire? Prima uscita in elegante, in modo di che la commissione e l'agenzia vedrà un po' il portamento delle ragazze, la seconda uscita in costume, che veda un po' il fisico, la bellezza, e poi andranno a rivestirsi e una alla volta si presenteranno sedute privatamente lì davanti alla commissione, faremo qualche domanda e diremo il nostro parere come vi dicevo prima. Dopodiché una cosa, non so se le ragazze stanno sentendo, ma sicuramente so che ascoltano le mamme e i genitori, le ragazze minorenni se vogliono possono venire lì con la mamma alla fine a sentire il parere dell'agenzia, è facoltativo, mentre è obbligatorio che le ragazze maggiorenni siano da sole lì davanti. Quindi prima uscita in elegante, seconda uscita in costume, la terza si vestiranno come sono venute e faremo un colloquio molto breve, 1 minuto, 2 minuti, singolarmente a ogni ragazza. Poi vedremo le foto della serata
nei social nei prossimi giorni. Quindi ci sono anche 4 maschi, 4 ragazzi che si alterneranno con le uscite delle ragazze. Spero di essere stato abbastanza chiaro, spero che vi divertiate. Allora direi di chiamare la prima ragazza, che è Alessia. Abbiamo Aurora Maglione. Beatrice. La volta di Carlotta. Chiamiamo Danisha. La volta di Deborah. Eleonora. Abbiamo Flavia Vanessa Arnacchi. Abbiamo Giulia. La volta di Greta. Abbiamo Jessica. Abbiamo Maddalena. Abbiamo Maria Sole. La volta di Martina.
2000. Adesso chiamiamo Roberta. Ora di Stefania e di Stefania. Per Stefania possiamo uscire Valeria. Veronica. Prima andiamo con i maschi allora con Cesare. Tanto che Cesare fa le foto, chiamiamo Francesco. Chiamiamo fuori Mattia. Mattia fa le foto, chiamiamo Pierpaolo.
mani e tengo la pallola. Antonino Calcara, ecco, ok, grazie Antonino per l'applauso che abbiamo finito per questa uscita anche dei ragazzi. Uscita in costume, vai DJ. Alessia. Riesce a fare poco, vediamo buone Aurora. Uscire della luce. Al nome del casting call della Fashion degli eventi. La liscia, abbiamo Deborah. Uscire Eleonora.
chiamiamo Maria Sole. Per Mario Sole, chiamiamo Martina. Chiamiamo Martina Piccolato. Foto per Roberta e chiamiamo Saira. E vediamo uscire Sara.
chiamiamo Valeria. Mentre Valeria fa la foto, chiamiamo Veronica. Veronica fa le foto con Marchino e Antonio. Antonio fa le foto, chiamiamo Cesare. Per dire cosa succederà, ormai lo sapete, non ve lo ricordo, adesso le uscite sono state fatte, ritiriamo tra un momento la scheda della commissione che poi comunque l'agenzia guarderà nei prossimi giorni con più calma, perché ci teniamo molto al loro giudizio, e adesso le ragazze e i ragazzi usciranno una volta in abito normale, dove sono venuti, si prenderanno un minuto con la commissione, non daranno delle domande, daremo il nostro parere. E se loro avranno delle domande, o se la commissione ha delle domande, alzate la mano e domande partecipate, va bene?